serata. Ripeto, sono Stefano Dall'Agata, sono candidato per la lista Sinistra Ecologia e Libertà PSI alle elezioni regionali nella lista Bolzano in Treviso. A mio fianco Gianni Mattioli. La parola ecologia significa fare i conti con una emergenza drammatica, ci piaccia o non ci piaccia, che dà uno straordinario realismo alle prospettive che noi potremo costruire. Lo sconvolgimento climatico non è quella favoletta che per alcuni decenni c'è stata raccontata. Aumenta la concentrazione di CO2 in atmosfera, allora aumenta la temperatura al suolo del pianeta, allora tra 20 anni, 40, 60, allora si scioglieranno i ghiacci polari, aumenta il livello degli oceani e appunto qualcuno dirà oddio, povera Venezia. Detta così, vorrei sapere se qualcuno di voi si è mai svegliato di soprassalto la notte a dire oddio, c'è il cambiamento del clima. Credo nessuno, perché non è questo, non è questo. Se vogliamo fare una data, vi suggerisco, visto che vi siete rovinati la domenica a venire qua, vi suggerisco, pigliatevi qualche appunto di cose che vi possono essere utili. Tiratevi giù da internet un rapporto che è quello che è poi alla base di questa accelerazione che oggi la questione climatica ha assunto. È il rapporto del 2002, Every Climate Change, cambiamenti climatici improvvisi, della National Academy of Science americano, intorno al quale tra il 2005, 2006 e 2007 si è avuto quello che non era mai successo nel mondo, cioè il rapporto unitario, l'indirizzo unitario delle accademie scientifiche oltre che dei paesi del G8, anche di Sudafrica, India, Cina, Brasile, indirizzati alle sedi di governo mondiale, quali il G8, il G20, le Nazioni Unite, il rapporto che parte da questo modo diverso che ormai è quello che si segue in tutte le università, i centri di ricerca. Non è il farsi un modello matematico predittivo, perché hanno ragione negazionisti che dicono un sistema fisico così complesso come il clima, con tante variabili. Noi vorremmo farci un modello predittivo che collega la concentrazione di CO2 con la temperatura e tutti gli aspetti del clima. Sciocchezze. Ma quando si adotta un altro metodo, che è la teoria della stabilità, una teoria ben consolidata, i suoi grandi teoremi sono teoremi di Poincaré, di Lyapunov, sono teoremi addirittura della fine dell'Ottocento, e che ci dice che un sistema fisico che veda alterare suoi parametri descrittivi, in questo caso la variazione della struttura dell'atmosfera come selezionatore della radiazione solare, un sistema fisico che veda alterati i suoi parametri strutturali, passa dalla stabilità alla instabilità, non solo degli equilibri, ma dei fenomeni periodici. E qui di fenomeni periodici abbiamo le stagioni, le correnti oceaniche, i venti. Si rompe questa periodicità. Non è dunque andare a vedere, oddio, aumenta la temperatura può anche diminuire, come con un bellissimo esempio Carlo Rubbia ci fa vedere. Pensate, certo, si riscaldano gli oceani, allora
c'è una maggiore evaporazione, allora la corrente del Golfo con una concentrazione di sali che allora diventa superiore a quella che si aveva, la corrente del Golfo si inabissa e quindi non porta più il calore che portava a quelle regioni che stavano bene perché ci arrivava la corrente del Golfo. È in sostanza, compagni, come se, vi ricorderete, 2 mesi fa, Natale, c'erano tutti gli alberi di Natale con i pendolini luminosi. Pensate come se quei pendolini fossero collegati l'uno all'altro da delle molle e oscillavano tutti in sincronia, belli, carini, e uno passa su un albero di Natale, gli dà un cazzotto e allora si sconquassa tutta questa sinergia. Questo è quello che sta succedendo, per effetto non di effetto antropico, ma la curva dell'aumento della concentrazione in atmosfera della CO2 è assolutamente sovrapponibile con la curva dell'impiego dei combustibili fossili a partire dall'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento, il carbone e poi il petrolio e poi il gas. E dunque perentoria viene la indicazione ritornare a quegli aspetti strutturali che permettevano quella stabilità che va bene in particolare per la nostra specie, per l'ecosistema in cui noi stiamo. Anche la scomparsa dei dinosauri fu un ambient climate change, un cambiamento climatico improvviso. Il pianeta ha trovato una sua nuova stabilità. Peccato che nella nuova stabilità non c'era più spazio per i dinosauri. Da qui dunque la perentoria necessità di porre mano al bilancio energetico, e però detto questo siamo costernati perché quel bilancio energetico è per l'80% basato sui combustibili fossili che noi dobbiamo assolutamente, rapidamente ridurre. Però, compagni, azzerate, come se non avessi detto nulla, anche se tutto quello che ho detto finora non ci fosse, c'è la geopolitica sanguinosa dell'energia. Ormai non c'è stata guerra negli ultimi decenni comunque infiocchettata con l'esportazione della democrazia, la lotta al terrorismo. Comunque ci siamo inventati una fandonia, alla base cosa c'era se non mettere la mano sul controllo del flusso dell'energia. Anche lì appunto il flusso dell'energia dominato dai combustibili fossili.